Ospite con noi oggi Roberto Castaldini, ingegnere che ha seguito la progettazione dei ponti tibetani sia di Brentino Belluno che di Torri del Benaco. Beh, innanzitutto benvenuto in questo spazio che il GAL ha ricavato sul sito, sui social e attraverso il quale incontriamo un po' i beneficiari, ma anche tutti coloro che hanno lavorato un po' ai progetti che il GAL ha seguito. Benvenuto. Grazie, altrettanto, saluto. Quello che vogliamo fare oggi è provare a sviscerare un po' il progetto del ponte tibetano dal punto di vista tecnico. Innanzitutto, come nasce un'opera del genere? Parliamo del ponte di Brentino Belluno e poi magari facciamo anche un accenno a quello di Torri. Come si arriva alla realizzazione di un'opera così importante? Allora, ci sono due aspetti da tenere presente. Uno è quello della motivazione di fondo per cui viene fatta un'opera del genere, che ovviamente coinvolge delle scelte anche di carattere politico e di gestione del territorio. E l'altro invece sono gli aspetti più prettamente tecnici. Il ponte di Brentino Belluno è nato per un'esigenza concreta. C'è un tratto di sentiero, che è costantemente esposto a pericolo di frane e caduta massi che richiede costante manutenzione. Questo è in destra idrografica del Rio Bissolo, che è il torrente che percorre il Vaio dell'Orsa. Ogni anno richiede continua manutenzione dalle squadre del CAI e della Protezione Civile e negli anni passati erano successi anche degli incidenti senza conseguenze gravi, peraltro in questo tratto di sentiero. Quindi la motivazione di fondo è quello di bypassare questo tratto esposto alla caduta massi, anticipando il passaggio del torrente. Passaggio che fino a poco tempo fa era un guado che bisognava passare a guado il torrente. Adesso invece grazie al ponte si passa attraverso. Ecco, dal punto di vista progettuale, le difficoltà per pensare a un'opera di questo genere? Certo. Allora, dal punto di vista progettuale è una sfida affascinante perché per recarsi sul posto ci vuole un'ora di cammino a piedi, sia che si provenga da Spiazzi, quindi da Madonna della Corona, per chi è pratico della zona, sia che si provenga da Ferrara. Se poi saliamo da Brentino, quell'ora diventa un'ora e mezza. Ecco, di salita. Non si può in nessun modo accedere al cantiere con fuoristrada o da altri mezzi. L'unico strumento sono le proprie gambe, quelle che un tempo si chiamava il cavallo di San Francesco, okay? Oppure con l'elicottero. Allora, in questo tipo di strutture, penso al ponte tibetano di Brentino, ma anche altri ponti tibetani di cui mi sono occupato, tipo la Val Sorda, in parte anche quello della Val Valzana, Torri del Benaco, la logistica gioca un ruolo molto importante e ne va tenuto debito conto fin dalle primissime fasi progettuali. Che cosa significa questo discorso? Porto dei casi concreti. Per portare giù tutto il materiale, le attrezzature, la barca di cantiere, ma anche le stesse parti della struttura, quindi le testate di estremità in carpenteria metallica, piuttosto che non le funi d'acciaio con cui è costituito il ponte, l'elicottero per lavoro aereo normalmente reperibile in Italia non può portare più di 900-1000 kg, dipende poi dalla temperatura, dalla pressione dell'aria, da un'infinità di altre motivazioni che bisogna tenere conto. Questo significa che fin dalle fasi progettuali io dovrò realizzare una carpenteria metallica di testata che non superi i 900 kg, altrimenti non riesco a portarla giù.
oppure, come ho fatto per altri ponti, progettazione di altri ponti più lunghi dove la carpenteria metallica era notevolmente più pesante, bisogna far venire un elicottero appositamente dalla Svizzera che è in grado di portare fino a 3 tonnellate e mezzo. Ecco, questo per citare uno degli aspetti che va tenuto in debito conto. Altri aspetti che vanno tenuti in debito conto è che noi abbiamo le maestranze che lavorano all'aperto in un cantiere dove appunto c'è un'ora di piedi da percorrere, all'andata e al ritorno la sera. Fondamentale nella progettazione è domandarsi: se dovessi montarlo io, che soluzioni adotterei per semplificarmi il più possibile la vita, per essere sicuro che il ponte venga realizzato come è stato progettato e quindi come deve essere effettivamente realizzato, e soprattutto tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza delle maestranze che devono operare lì. Allora, è chiaro che si è tenuto conto di tutti questi aspetti in fase di progettazione, certo, fin dall'inizio. Le caratteristiche del ponte invece, anche in termini di peso e di capacità, quante persone può sostenere contemporaneamente e quali sono un po' le caratteristiche anche dal punto di vista della sicurezza, ovviamente. Certo. Allora, il ponte è stato calcolato come da normativa. La normativa vigente sono le norme tecniche sulle costruzioni. Attualmente 2018, la progettazione del ponte è partita nel 2017, quindi ha fatto riferimento alle norme precedenti che erano le cosiddette NTC 2008. Il ponte è stato calcolato in base a normativa per un carico di 400 kg a metro quadrato. Tradotto in soldoni vuol dire fila indiana compatta uno dietro l'altro sul ponte, giusto per rendere l'idea. Chiaramente è raccomandato e consigliato, ok, se non oserei dire quasi obbligatorio, insomma, noi abbiamo stabilito in accordo con l'amministrazione di far passare non più di 15 persone contemporaneamente sul ponte alla volta. Questo per un motivo di corretto utilizzo della struttura, nel senso che le persone è opportuno che mantengano magari 2 metri di distanza uno dall'altra. Il ponte è lungo 34 metri, 34 diviso 2 viene fuori per le 17 persone, 15 che si dice. Non solo, il fatto che venga caricato da un numero limitato di persone chiaramente prolunga gli intervalli di manutenzione cui la struttura viene deve essere soggetta, perché chiaramente il carico in definitiva è minore. Però il ponte di per sé è stato calcolato con un carico uniformemente distribuito di 400 kg metro quadrato. Le funi è costituito da 4 funi portanti d'acciaio, sono funi speciali del tipo spiroidale, del diametro 20 mm, che hanno un carico di rottura di 38 tonnellate l'una. Caricate a 400 kg a metro quadrato, il carico massimo che ci può andare è circa 9 tonnellate. Questo significa che abbiamo fattori di sicurezza superiori a 4, molto elevati. Che tipo di manutenzione serve per un ponte del genere, una struttura del genere? Allora, il ponte si trova in un contesto tipicamente di montagna, distante dalle vie di comunicazione, e quindi è importante che abbia una ispezione quantomeno annuale, e la manutenzione è in funzione dell'ispezione, cioè l'ispezione ha il compito di controllare che il ponte svolga correttamente il proprio lavoro, okay, la propria funzione, e in occasione dell'ispezione si può rilevare se necessita di manutenzione o meno.
Quindi ispezione annuale, infatti il progetto è corredato da un piano di manutenzione e la manutenzione ha necessità. Lei ha seguito anche la progettazione del ponte di Torri del Benaco. Ci sono delle analogie o delle differenze tra i due ponti e come ha lavorato in qualche modo? Ha dovuto cambiare qualcosa per quello di Brentino Belluno? Immagino di sì, perché non tutti i ponti sono identici. E che cosa hanno comportato in termini di progettazione? Quali sono le differenze magari tra i due ponti? Certo, ci sono sia delle analogie che delle differenze. L'analogia più evidente è che entrambi i ponti hanno una lunghezza vicina, 35 metri l'uno, 34 metri l'altro. Okay? Le differenze sono ad esempio che il ponte di Torri del Benaco, per la sua vocazione, vale a dire per il posto in cui è inserito, si presta ad essere un ponte percorso, ancorché a piedi, con le mountain bike, cioè la mountain bike, okay, tenuta a mano sul ponte. In considerazione di questo aspetto, chiaramente Torri ha dei dettagli, dei particolari che lo rendono meno oscillante e ha un piano grigliato più continuo. Okay? Il ponte invece del Vaio dell'Orsa è esclusivamente pedonale perché raggiungere quel posto con la mountain bike È difficile, è pericoloso soprattutto. è pericoloso e sconsigliato. I lavori del ponte sono stati ultimati il 20 maggio, data nella quale sono state fatte anche le prove di carico alla presenza del collaudatore, che è l'ingegner Giovanni Montresor di Verona. In una intervista qualche settimana fa ne abbiamo parlato con il vice sindaco Massimo Zanga e si pensava appunto al mese di settembre, in una fase diciamo un po' più tranquilla anche dal punto di vista dell'emergenza sanitaria e ovviamente di concerto con il GAL il desiderio è quello di inaugurarlo quanto prima. Io ringrazio l'ingegner Castaldini per essere stato con noi e per averci un po' fatto scoprire uno dei progetti che il GAL ha seguito in questi mesi e quindi grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. E io vi ricordo che tutte le informazioni sui nostri progetti e molte foto anche di questo ponte sono sui nostri social, la nostra pagina Facebook e il nostro profilo Instagram e ovviamente sul nostro sito www.baldoressigna.it. Grazie.